Quando si dà una sanzione amministrativa deve essere sempre in ottica rieducativa, ci domandiamo cosa ci sia di educativo nel dare una multa con un importo del genere a una persona che si ha la certezza che non la può più pagare. 5.000 euro per aver venduto delle rose di sera in centro città. A Mogliano il dibattito è acceso tra chi sostiene che i soldi combinati siano eccessivi e chi invece ritiene giusta la sanzione. La multa è arrivata a Rosario, soprannominato da tutti Shopee, arrivato dal Bangladesh, è volto noto e ben voluto in città. È un'evasione in pratica, è anche questa un piccola ma è un'evasione. Giusto o non giusto, io credo che questa sia una sanzione che vada applicata. Dall'assessore alla sicurezza la fermezza sulla sanzione erogata secondo la legge dagli agenti della locale impiegati con maggiori forze a presidiare il territorio nelle ore notturne. Nessuna rimostranza da parte di cittadini e opposizione sulla legalità della multa, quello che si contesta è il fattore morale. Tutte le cose ci vuole una proporzione. Rosario è un'istituzione popolare all'interno di questa città, che non significa legittimare la vendita abusiva, ma significa che dare una multa di 5.000 euro ad una persona nelle sue condizioni significa metterla in estrema difficoltà. Aveva una cinquantina di rose, aveva bracciali che poi, i bracciali che vengono un po' venduti. Io credo che dopo essere stato avvisato per qualche volta da parte delle forze dell'ordine anche che non si può fare queste attività, la polizia deve anche prescrivere quelle che sono le norme di legge. Posizione quella di Muraro che non trova però riscontro all'interno della sua maggioranza. È il sindaco stesso a voler venire incontro a Rosario aiutandolo nel ricorso. Io auspico che le memorie che verranno prodotte da Rosario ci portino a ridurre la sanzione o addirittura ad eliminarla. Ecco, Rosario è una persona estremamente tranquilla e dispiace di questa cosa qui. Intanto in città si sta pensando ad una raccolta fondi. Bellezza viene prima del cuore, l'ho anche scritto qua, perché secondo me è giusto aiutare Rosario. Una rosa non è che faccia male a nessuno, anzi dà qualcosa di bene a noi.